Buongiorno, le posso chiedere cosa ne pensa di Papa Leone? Io sono contenta, punto e basta, non lo conosco. Aspetta, Quello che ha scelto di meglio lo Spirito Santo, di nuovo. Mi sembra una persona valida, essendo un seguace di Papa Francesco, penso il bene possibile. un Papa americano nessuno se l'aspettava. No, ero convinta Parolin, sinceramente. Mi è sembrato una persona molto equilibrata che vorrebbe la pace in tutto il mondo ed è la cosa più importante attualmente. Un pontefice americano. Ah, meglio con Trump che sta facendo. No, lo calmiamo un pochino. Comunque, grazie. Il nuovo pontefice Papa Leone che effetto le ha fatto? Bello, bello, molto bello, un bel effetto e mi sono emozionata. Ascolti, ma lei pensava potesse essere un Papa che arrivava dagli Stati Uniti? Meglio perché chissà che metta un po' la pace. E sul fatto che non è stato eletto Parolin, il Papa che poteva... No, non mi piaceva tanto. Preferisco questo. Sono molto contento che sia americano perché anche la Chiesa dimostra che diciamo, la internazionalità del pontificato e in più penso che sia un Papa, a me è piaciuto molto nel discorso iniziale che punta sulla pace e sulla fratellanza dei popoli, insomma ecco questo a me piace molto, sono contento. Francamente mi è sembrato una persona molto mite e molto gentile. Ovviamente quella stessa mitezza e gentilezza che un po' ci aveva già tanto abituato Papa Francesco, però secondo me in questo particolare momento è proprio di questi valori che abbiamo bisogno, di questa mitezza e di questa gentilezza. È il mondo, è la situazione del mondo che richiede questo e io penso che questo Papa la incarni tutta. Basta papi italiani però sembra. La storia è cambiata. La storia è cambiata anche perché è cambiato il mondo, sicuramente. Tutti speravamo in un Papa italiano, però va bene anche così, per l'amor di Dio.